Allora, io presento brevemente il gruppo. Io sono Giovanni, qui poi c'è Loredana e Flavia e facciamo parte di un collettivo di insegnanti che si chiama qua Scuola per il Futuro. E l'anno scorso, quando sono uscite le prime anticipazioni, a tempo erano quelle dichiarazioni di stampa di Valditara, di Galli della Rosa. Abbiamo cominciato, come credo molti di quelli che sono qua, a preoccuparci per quello che stava per uscire e a sentirci semplicemente con i colleghi che conoscevamo. E abbiamo pensato che bisognava fare qualcosa, perché subire passivamente quella che ci sembrava una trasformazione radicale del nostro modo di vedere e vivere la scuola, ma soprattutto di decenni di ricerca pedagogica, psicologica, didattica, insomma ci sembrava davvero qualcosa di grave. Quindi abbiamo intanto cominciato a incontrarci e questa è stata una prima cosa verissima e entusiasmante. Lo dicevamo proprio quando ci siamo visti in questi giorni. Semplicemente trovarci insieme, confrontarci, dire non siamo da soli e non siamo gli unici a pensare in un certo modo, è stata una grande esperienza che davvero ci ha entusiasmato. Quindi innanzitutto abbiamo cominciato con degli incontri sul territorio, a Padova e in provincia, in cui abbiamo cercato di raccontare ai colleghi ma anche ai genitori e ai cittadini cos'erano le nuove indicazioni nazionali e perché rappresentavano un pericolo non solo per la scuola ma anche per la società, come in parte è emerso anche dagli interventi di prima. E dopo questi incontri però, in cui dicevamo tutte le cose che non andavano, abbiamo pensato che volevamo fare anche qualcosa di costruttivo e quindi da lì l'idea di proporre un curriculum alternativo, costruirlo noi un curriculum e che arrivasse prima magari che le scuole iniziassero a lavorarci per provare a limitare il danno, ecco, diciamo così. E abbiamo scelto di lavorare su storia, non a caso, perché insomma come sappiamo, come emerso anche negli interventi di prima, da chi ha redatto le indicazioni di storia ci sembra stata scelta come un vettore di un progetto ideologico e identitario più vasto e lo fa non solo nei contenuti, l'elenco insomma che tutti bene o male conosciamo, ma anche nella forma, perché in qualche modo quell'idea dell'insegnante magister che poi nella disciplina storia diventa l'insegnante narratore che racconta la storia è un'idea autoritaria che va molto al di là di quello che poi è semplicemente la scuola. E quindi per questo abbiamo detto costruiamo un curriculum di storia e sentivamo però di avere bisogno di aiuto. Abbiamo chiesto quindi un confronto al professor Russo, che qui approfittiamo per ringraziare, poi magari ci rimproverà se non abbiamo fatto un buon lavoro. E dopo il suo incontro abbiamo cominciato a incontrarci, ad approfondire la questione, ci sono stati saggi, materiali e è stato veramente un bellissimo lavoro questo, che credo è il lavoro che sarebbe bello fare anche nelle nostre scuole. Come tutti credo, anch'io sto lavorando nella mia scuola al curriculum e ho cercato di proporre un po' la stessa dinamica, cioè facciamo sì che queste indicazioni siano l'occasione per un confronto, per noi studiare, approfondire, confrontarci. È stato veramente un modo per cambiare la nostra visione di storia. Dopo aver letto, studiato, abbiamo cominciato a dire ma forse il modo in cui facevamo storia, quello che faccio storia finora, non era proprio il modo giusto. Quindi davvero, come dicevo i relatori prima, questa può essere un'occasione, se abbiamo gli strumenti giusti, se abbiamo gli spazi giusti di incontro, un'occasione davvero di crescita, paradossalmente. Quindi facciamo sì che questa possa essere un'opportunità di definire il nostro modo di lavorare. Io do la parola alle mie colleghe che vi presenteranno un po' il modo in cui abbiamo lavorato e in cui abbiamo elaborato appunto questa proposta di curriculum. Grazie.
Grazie. Scusate, mi sentite, vero? Io sono Loredana e lavoro nella scuola primaria, quindi io cercherò di dirvi due parole su come abbiamo lavorato. È stato il primo approccio, l'impianto generale, ok? E poi mi soffermerò proprio velocemente su una piccola parte che riguarda la scuola primaria, poi darò la parola a Flavia che invece vi parlerà della parte che riguarda la scuola secondaria. Allora, io dico sempre che, per agganciarvi un po' le parole di Giovanni, che l'unica cosa buona che ha fatto la Littara è stato quella di farci incontrare e appunto non è che noi le indicazioni del 2012 non le conoscevamo, ma forse appunto ci eravamo appropriati di queste indicazioni in un certo modo e facevamo scuola, come è stata presentata più volte questo pomeriggio, e forse in qualche modo abbiamo anche dimenticato un pochino quello che c'era scritto. E quindi è stata anche un'occasione per rivederle e per cercare di capire cosa c'era di buono e capire come potevamo affrontare questa sfida. Quindi una delle prime cose che abbiamo pensato di fare era proprio quella, un po' l'idea che ho parlato la professoressa Darè. Anche noi volevamo dare questa impronta, cioè cerchiamo di capire qual è la parte che effettivamente dobbiamo seguire, la parte normativa che ci sostiene anche in questo, e qual è invece la nostra quota parte di autonomia che comunque appunto ci è garantita dalla legge. È per questo che abbiamo costruito prima di tutto un contenitore dove nella parte introduttiva, che non ripeterò perché è già stata ampiamente citata oggi, c'è tutta la parte che riguarda la legge sull'autonomia, le competenze chiave, sono tutte quelle cose che riguardano l'aspetto normativo, e abbiamo inserito ovviamente anche la parte che riguarda le competenze attese e gli obiettivi specifici che abbiamo trovato nelle nuove indicazioni. Quindi abbiamo cercato di assemblare i due documenti per dargli il riconoscimento che in teoria ci è dovuto. Poi a questa parte introduttiva invece abbiamo aggiunto il nostro, cioè quella che è la parte di autonomia, quello che rientra appunto in quello che è il piano di offerta formativa, che diventa il piano triennale ovviamente. Abbiamo diviso, abbiamo creato questo contenitore, una tabella divisa in 3 colonne, dove nelle prime 2 abbiamo inserito 5 nuclei fondanti, grazie appunto agli insegnamenti che abbiamo ricevuto dal professor Rusa, e le abbiamo chiamate dimensioni dell'alfabetizzazione storica. Queste 5 parti sono riferite alle conoscenze, alla comprensione dei concetti, il lavoro delle fonti, quindi il metodo storico, la coscienza storica e il linguaggio storico. E poi abbiamo inserito la colonna degli obiettivi riferiti a queste dimensioni. E nella terza colonna invece abbiamo inserito quelle che noi abbiamo chiamato le evidenze. Quindi mentre le 2 colonne delle dimensioni e degli obiettivi sono quella parte appunto che riguarda il curriculum di istituto, la parte delle evidenze è quello che può competere anche direttamente all'insegnante. Le abbiamo chiamate evidenze e poi aggiunto abilità e conoscenze osservabili, perché grazie anche a quello che è stato detto qui abbiamo utilizzato i verbi appunto. E vi faccio quindi un esempio relativo alla terza della classe primaria, giusto per farvi capire che cosa intendiamo. E rispetto alle dimensioni dell'alfabetizzazione storica, conoscenza storica, che intendiamo come conoscenza, la capacità di ricordare gli eventi del passato, abbiamo individuato ad esempio come obiettivo individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi e lontani nello spazio e nel tempo, come ad esempio nascita e evoluzione della Terra, processo di dominazione,
modi di vita della preistoria, e nella colonna dell'evidenza abbiamo messo quello che per noi appunto deve essere evidente, cioè quello che è il risultato di quello che potremmo chiamare apprendimento visibile, e è quello che appunto vada di più al non il cosa ma come dobbiamo fare, perché io come insegnante non mi devo limitare a dirti cosa devi fare, saper fare, ma ti devo dire anche come questo saper fare lo puoi raggiungere, quindi devo darti soprattutto delle strategie, e quelle strategie poi mi restituiscono delle prove evidenti. Quindi ad esempio legato a questo obiettivo abbiamo messo: individua almeno 2 differenze e 2 analogie tra la vita del Paleolitico e quella odierna. Poi, ad esempio, spiega una relazione di causa e effetto relativa alla storia della Terra. Il clima è cambiato, quindi alcuni animali si sono estinti. Ecco, abbiamo fatto anche dei piccoli esempi. Questo è un po', è così abbiamo caratterizzato questo impianto. Questo è il contenitore su cui abbiamo lavorato prima insieme per poterlo costruire, poi separatamente per poter ognuno occuparsi del proprio ordine di scuola, e infine ci siamo ritrovati per confrontarci, per vedere se avevamo utilizzato uno stesso linguaggio adeguato naturalmente al nostro ordine di scuola, per cui abbiamo anche corretto tutti i verbi. Ecco, sono stata molto sintetica perché adesso lascio la parola a Flavia. Spero che in qualche modo un po' l'impianto sia stato compreso. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che abbiamo voluto creare qualcosa di aperto. Più lo guardo ad esempio, più vedo che può essere perfezionato. Non abbiamo aggiunto troppi elementi proprio perché il nostro voleva essere un suggerimento che in alcune scuole già è stato accolto e sul quale si stava lavorando. Buonasera, mi chiamo Flavia e faccio parte del gruppo Le Scuola del Futuro e sono docente della secondaria di primo grado e insegno lettere, quindi italiano, storia e geografia. Ci devo precisare che il modello di cui ha parlato Loredana è lo stesso modello che noi docenti della secondaria abbiamo adottato appunto per la scuola media, quindi i nuclei fondanti, che sono la conoscenza storica, la valutazione dello spazio e del tempo, l'uso delle fonti, l'orientamento del presente e la cittadinanza attiva, e infine come ultimo nucleo fondante la comunicazione della conoscenza storica, sono gli stessi nuclei che abbiamo adottato anche noi della secondaria. Ci tengo a precisare questo aspetto proprio perché incoraggio, cosa che è avvenuta nella mia scuola ma anche in altre, quello che è un lavoro verticale, cioè noi abbiamo pensato alle competenze, ma alle conoscenze, ma tutto quello che è l'impianto del curriculum come un lavoro che va fatto per tutti gli anni di scuola. In questo caso parliamo del primo ciclo, quindi un lavoro verticale che inizia nel nostro caso dalla prima classe della primaria fino alla terza classe della seconda di primo grado, e credo che questo aspetto di verticalità, questo lavoro verticale sia stato arricchente proprio per avere un quadro più ampio di quelli che possono essere gli obiettivi da raggiungere in questa disciplina. Io mi soffermerò brevemente su alcuni di questi nuclei, su come si possono articolare ad esempio in classe, grazie anche alla terza colonna di cui parlava Loredana, cioè quella delle evidenze, e in particolar modo ci è piaciuta molto la proposta di articolare le conoscenze attraverso il conoscere ma il saper fare, cioè in che senso? Vi prendo proprio un esempio di quello che c'è scritto nel nostro curriculum per la classe terza e che riguarda il nucleo fondante della conoscenza storica. Per la classe terza, ad esempio, c'è nella casella delle conoscenze storiche abbiamo praticamente non articolato i contenuti come sussidiario, cioè ad esempio quindi non c'è la dittatura del Novecento, non c'è la seconda guerra mondiale, ma ad esempio per le dittature noi presentiamo come evidenti conoscenze e evidenti abilità questo. Anziché la dittatura e la propaganda abbiamo proposto usa
utilizzare le sue conoscenze sulla nascita dei regimi totalitari per riconoscere i meccanismi della propaganda e delle fake news. Quindi non è solo la dittatura e l'approfondimento sulla propaganda, ma è un saper ragionare sulla propaganda a partendo che cos'è, cosa promuove, quali sono gli effetti, che poi sono gli stessi che ritroviamo nel presente se pensiamo alle fake news. Io questa cosa l'ho testata in classe, ma anche alcune mie colleghe l'hanno fatto per conto proprio sullo stesso argomento, è stata una buona coincidenza, e vedevamo come i ragazzi da un'idea astratta della propaganda sono giunti invece a pensare che quella propaganda è presente nel nostro presente ed è qualcosa di concreto, non è una definizione da ripetere a memoria all'insegnante durante l'interrogazione, ma le domande che sono uscite fuori sono state: ah, proprio, ma quindi quando i soldati si addollavano è perché avevano paura, perché c'erano i messaggi radiofonici della Repubblica di Salò che dicevano che sarebbero stati condannati a morte, ma quindi loro si sentivano obbligati, e quindi non l'hanno fatto perché sono stupidi. Quindi questo fa capire che dalla definizione astratta a quella invece che la assimilazione e interiorizzazione di cui si parlava prima, si può giungere ad un sapere concreto, ma soprattutto allo sviluppo di un pensiero critico, ed è questo quello che abbiamo cercato di fare attraverso il nostro lavoro. Grazie.